altro che aneddoti e curiosità. Il professor Chiaro ha già introdotto questioni che possiamo lato sensu definire di diritto internazionale, anzi forse neanche lato sensu, stricto sensu, perché ha svolto una panoramica da par suo delle condizioni internazionali a partire dal 400, nelle quali la Repubblica Veneta viveva la propria gloriosa esistenza. E del resto, sapete, il termine diritto internazionale che è stato utilizzato come titolo per il mio modesto intervento è un termine sovradimensionato. Di diritto internazionale si può parlare da Ugo Grozio in poi, quindi dal XVII secolo, e Paolo Sarpi soprattutto, il Paolo Sarpi veneziano, comincia a scrivere trattati che proprio pullulano di nozioni di diritto internazionale, anche se sapete come si può sintetizzare il principio vigente in diritto internazionale all'epoca? Il cosiddetto principio di effettività. Effettività significava e significa tuttora che chi ha il potere di imporre la propria politica con le armi ha un predominio anche sul piano giuridico. Sembra uno scandalo, ma non lo è, perché tutto sommato ancora oggi il diritto internazionale, salvo il tentativo di appianare con trattati o di abbellire con principi e carte internazionali quello che accade, in realtà anche oggi si basa spesso sulla punta delle baionette, si diceva una volta. E guardate, non è un caso, parlava il professor Chiaro dei cannoni, del loro primo utilizzo, non è un caso se nell'Ottocento, ancora fino ai primi del Novecento, si diceva che il diritto internazionale poggia sul vivo di volata dei cannoni delle nazioni. Non è un caso se inizialmente il limite delle acque territoriali veniva calcolato secondo la gittata dei cannoni, appunto, delle armi da fuoco, cosa che oggi non potrebbe per ovvie ragioni più avvenire. Questa breve premessa per dire che io mi collegherò esattamente a quanto detto dal professor Chiaro, perché in realtà il mondo, il ginepraio nel quale si muove la Repubblica, con quel ruolo cardine che vi ha già detto Francesco Chiaro, è un mondo straordinariamente complesso. Come ha detto Chiaro, dopo la caduta di Costantinopoli, quando l'ultimo imperatore Costantino XI, paleologo, scompare, secondo la leggenda, in una nuvola in mezzo ai nemici, e il mondo cambia definitivamente. Quello che può aver significato l'affacciarsi dell'impero ottomano nella politica internazionale con tanta e tale prepotenza, e con la conquista di Costantinopoli, attenzione, nella colpevole indifferenza dell'Occidente, che non pensa di fare una lega, non pensa di contrastare questo fatto, ma anzi pensa ognuno nel proprio giardino di ottenere dei vantaggi da questo. Quello che è accaduto sconvolge per sempre la vita degli europei. Pensate che inizialmente, anzi appena c'è la caduta di Costantinopoli, con il riverbero che ha proprio sui commerci, soprattutto dei veneziani, ma non solo, pensate che vi sono potenze come gli aragonesi che immaginano subito di prendere nell'Adriatico il posto della Repubblica Veneta, vi sono i francesi che gombolano, e quindi vi sono i genovesi che trattano direttamente col turco per appunto sostituire quello che poteva essere il traffico veneziano. Insomma, ognuno pensa per sé. Vedremo anche brevemente che vige da un lato questa specie di dogma per cui con l'infedele non si può trattare, e dall'altro un po' tutti trattano con l'infedele. Perché no? Anche la Repubblica Veneta ha dei momenti in cui è costretta a intavolare delle trattative. Come ha già detto Chiaro, però, gli unici che ci riusciranno senza provare scandalo formalmente sono proprio i francesi, che sono gli unici nella storia di quei secoli, quantomeno dell'impero ottomano, addirittura ad avere a coordinare delle operazioni militari, perché la flotta turca
attaccherà con Ara-ed-Din Barbarossa, il più grande ammiraglio che abbia avuto l'impero ottomano probabilmente, che è quello che fa a pezzi il dominio veneziano nell'Egeo. Nel 1540 la flotta turca attacca il nord della Spagna, attacca le coste tirreniche dell'Italia, si impadronisce di Nizza, attacca il regno di Napoli, mentre i francesi svolgono operazioni di terra a Tenaglia, tant'è che, come ha già anticipato il mio interlocutore che mi ha preceduto, la flotta turca, pensate un po', possiamo dirlo incidentalmente, ma pensate all'epoca cosa doveva significare, sverna a Torrone nel 1540. Nel 1462-63 Enea Silvio Piccolomini, Pio II, pensa a una crociata. Venezia, che appunto non ha un atteggiamento offensivo per principio preso, tentenna, ma i turchi risolvono il problema dei tentennamenti veneziani perché attaccano e prendono la città di Argo nel Peloponneso, e quindi Venezia è costretta a reagire subito. Anche qui, guardate, se vogliamo vedere, lasciamo stare il diritto internazionale, come vedete qui non c'è neanche una dichiarazione di guerra, no? C'è immediatamente la presa con l'esercito di una piazzaforte. La reazione veneziana è immediata, anche questo vi dà il senso della potenza all'epoca. Non è ancora alleata con quella che sarà una delle tante sante leghe, ma già spedisce un primo corpo di spedizione di 5.000 fanti e 1.500 cavalieri per appunto nella Morea, si diceva allora nel Peloponneso, assolda un signore di una famiglia che aveva sempre servito la Repubblica, Bertoldo d'Este, figlio di Taddeo d'Este, il quale comanderà le operazioni militari di terra. All'epoca, guardate che questi comandanti, anche perché insomma Carmagnola, Doce sapevano che la Repubblica non scherzava con i comandanti infedeli, questi comandanti davano le proprie sostanze e la propria vita, se del caso, alla Repubblica, tant'è che Bertoldo d'Este muore nel 1464 nel tentativo di prendere la città di Corinto, ma prima Venezia, attraverso il suo comandante, svolge un'opera straordinaria, meravigliosa, che ha anche degli echi classici, e cioè riedifica l'Examelion, questa muraglia di 6 miglia, addirittura questa volta con 138 torri sull'Istmo di Corinto, vecchio progetto di Teodosio II, degli imperatori di Costantinopoli, probabilmente si dice anche addirittura di radice micenea, cioè di chiudere il collegamento tra lo Ionio e l'Egeo. Venezia fa un'opera di questo tipo di cui non trovate un solo cenno nei libri di storia. Nel 1463-64 vi è perfino quest'opera militare straordinaria che poi verrà atterrata successivamente dai turchi per arginare per l'appunto l'avanzata turca. E mentre ciò accade, Venezia si allea con la Lega Santa, ma iniziano i guai perché, come ha accennato il professor Chiaro, nel 1468 vi è il primo grande attacco ad una delle piazze forti più importanti dell'impero marittimo veneziano, che è la penisola dell'Eubea, allora detta Negroponte. E in questa fase si capisce quale sarà il destino di chi possiede i territori d'oltremare di fronte a un gigante come l'impero turco. È la prima grande piazza governata direttamente dalla Repubblica, perché appunto la Repubblica aveva infeudato molte isole dell'Egeo con proprie famiglie. Quella invece, insieme all'isola di Creta e più avanti all'isola di Cipro successivamente, è una delle grandi piazze governate direttamente dalla Repubblica. È l'isola di Tino, come diceva giustamente il professor Chiaro, nell'Egeo. Per il resto sono piazze infeudate. Ecco, l'attacco a Negroponte significa anche qui l'onda lunga della caduta di Costantinopoli. 20 anni dopo, 25 anni dopo, i veneziani fanno i conti con questo affacciarsi dell'impero turco e dei propri metodi, ecco, se vogliamo rimanere nel diritto internazionale, di rapporto con i vicini e con le altre potenze. Cade Negroponte in condizioni anche poco dignitose per la Repubblica aveva allestito una flotta potente. Anche qui chi era in grado
in 448 di allestire una flotta di 80, 100, 120, 150 navi all'epoca. Io non vorrei esagerare, ma credo che nemmeno la Spagna riuscisse con tale facilità all'epoca a mettere in mare una flotta di questo tipo. I turchi sì ci riuscivano, perché avevano, vedete, intanto chi crede che fossero una potenza solo terrestre si sbaglia di grosso. Già i Selgiukidi nell'undicesimo secolo avevano cominciato a navigare e a lottare sul mare. E poi avevano una potenza a disposizione di uomini e di mezzi, di risorse, che per noi è inimmaginabile. Quando Gerolamo Longo, sopracomito, cioè comandante di galera, riferisce nel proprio diario "e il mar pareva un bosco", si potrebbe prendere come un'esagerazione. Non lo è, perché noi sappiamo che i turchi allestivano una flotta di 300 navi. Voi dovete immaginare cosa sono 300 navi che si avvicinano ad una piazza o ad un'altra flotta, senza contare un piccolo, insomma, aneddoto, l'aneddotico lo faccio io oggi, che l'avvicinarsi di una flotta di galere spesso si avvertiva prima ancora che dalla vista, dall'odore, dalla puzza che veniva dalle galere. Ma voi immaginate cos'è un mare disseminato di 300 navi con relativi alberi e vele. Girolamo Longo, il quale perirà malamente, finirà impalato, perché i metodi turchi all'epoca erano questi. Quando cade Negroponte, perché la flotta del Dakanal, di Niccolò Dakanal, nonostante sia poderosa, si parla di circa 94-95 legni, non interviene, quindi di fronte alla flotta si vede cadere Negroponte, si vede l'ingresso dei turchi nella città di Negroponte. Subito Paolo Erizzo, il provveditore, viene segato a mezzo il corpo, perché dice la tradizione che gli avessero promesso salva la testa, e così mantengono la parola, perché lo segano a mezzo del corpo. E qualche giorno dopo, quando Dakanal viene spinto dai propri sopracomiti, scandalizzati della condotta della flotta, ad interviene timidamente, si ritira subito, e proprio Gerolamo Longo, durante uno sbarco, insieme al figlio di quello che sarà poco dopo, nel 1471, il doge Tron, verranno anch'essi, uno impalato e uno segato. Il diritto internazionale, come vedete, zoppica in queste situazioni. Nel 1474 viene assediata Scutari, quindi c'è questa manovra non più a tenaglia ma ad ampio raggio dell'impero turco, che è in grado di far fronte dall'Egeo allo Ionio, all'ingresso dell'Adriatico, con mezzi possenti. Si parla all'epoca di una serie di 80.000 uomini. Trova un personaggio risoluto come Antonio Loredani. Ci riprovano 4 anni dopo, nel 78. Se voi andate alla scuoletta degli albanesi, che è nella calle per l'appunto degli albanesi, che collega Campo Santo Stefano a Campo San Maurizio, e voi alzate lo sguardo, la calle è molto stretta, quindi non è facile vederlo se non si sa. In alto su una casa, che è proprio la scuoletta degli albanesi, c'è un alto rilievo dove si vede una piazzaforte che viene simboleggiata con un castello, un piccolo castello, quello di San Marco, con un difensore dietro, che non si sa se sia Antonio Loredano o Antonio D'Alezze, quello dei 4 anni successivi, perché tutti e due respingono l'attacco turco. E si vede un soggetto con un grande turbante, più grande di un altro più piccolo soggetto col turbante, di fronte a un cannone, e il cannone che spara verso la piazza. Questo probabilmente per ricordare che probabilmente Antonio D'Alezze, perché nel 1478 accade intanto che presenzia personalmente Maometto II. Maometto II è lo stesso della conquista di Costantinopoli, cioè uno dei più grandi personaggi del proprio tempo, lo stesso che aveva conquistato Negroponte, ed è quello che si presenta a Scutari. Probabilmente viene simboleggiato Maometto II nel momento in cui, dice la tradizione, inferocito perché non riuscivano i suoi uomini ad avere ragione della piazzaforte, fa sparare con tutti i suoi cannoni all'unisono contro le porte dove vi sono i suoi uomini, massacrandoli lui personalmente. Nel 1479 viene mandato, ecco la diplomazia e il tentativo di intavolare delle trattative, quindi di abbozzare delle condizioni di diritto internazionale, quel Giovanni Dario, di cui vedete la scritta a Palazzo Dario,
Ioannes Dario, che viene mandato come ambasciatore per trattare l'alleanza. E perdiamo Negroponte, perdiamo le Sporadi, l'Emno, l'Argolide, una parte dell'Albania, e viene ceduta anche Scutari. Quindi vedete l'erosione dell'impero marittimo veneziano. Nel 1499, come è già stato detto, scoppia nuovamente la guerra. Scoppia la guerra e guardate, non è un caso, ecco qua anche collegamenti sempre sull'onda di quello che diceva il professor Chiaro. Nel 1498 in Italia c'è la battaglia di Fornovo, Carlo VIII deve correre velocemente a nord, perché era calauto per il regno di Napoli, deve correre velocemente a nord perché veneziani e collegati gli tagliano la strada per il rientro in Francia, e lo scontro avviene a Fornovo, i francesi debbono battere in ritirata, e nel 1499 scoppia la guerra con i turchi. Si sa che soprattutto diplomatici milanesi e fiorentini, ecco i rapporti con il turco, abbiano premuto presso il sultano perché vi fosse una nuova guerra contro la Repubblica, per arginare l'espansione veneziana in Italia, che è un po' l'incubo degli italiani, ma non solo degli italiani, anche delle nazioni che volevano un'egemonia sull'Italia, quell'incubo che poi si scatenerà per l'appunto nel 1509 con la Lega di Cambrai. Nel 1500, a seguito di questa guerra, Venezia perde Modone. Se qualcuno ha visto la fortezza di Modone sa di cosa stiamo parlando. È una fortezza dalle dimensioni straordinarie, che conteneva in sé una città, come spesso accadeva all'epoca, che anch'essa vede un massacro di cui non si parla mai. Si parla spesso di quello di Negroponte e tantissimo di quello di Cipro. Non si dice mai quello che accade a Negroponte, dove vi fu una strage incredibile, di fronte questa volta al sultano Bayazid, personalmente presente alle operazioni, insieme alla corte, che vede circa 1000 giustiziati di fronte a sé. Nel 1507, appunto, c'è l'espansione veneziana presso le cosiddette legazioni della Romagna, mal digerita dal Papa. 1509 la Lega Europea di Cambrai, con le conseguenze che sappiamo. Quindi vediamo questo Stato che non è un nano, è un gigante che si muove tra un impero marittimo e uno Stato di terra, destreggiandosi in modo straordinario, con risorse finanziarie che noi non siamo nemmeno in grado di immaginare, perché dobbiamo pensare che nel frattempo molti di questi domini, in una logica mercantile totalmente comprensibile, venivano anche mantenuti col pagamento dei tributi, che la corona di Francia ed anche l'impero spesso chiedeva prestiti straordinari che venivano concessi proprio per avere buoni rapporti con i grandi e potenti vicini, e quindi dobbiamo immaginare una capacità, una capienza anche finanziaria che noi oggi non siamo nemmeno in grado di immaginare. E quando nel 1525 cade Pavia e vengono sconfitti i francesi, Venezia sente sempre più forte l'accerchiamento degli Asburgo. Cioè gli Asburgo sono ormai una potenza infestante nell'Europa, e Venezia sente i propri domini completamente circondati. E allora per prima Venezia inviterà Solimano, per esempio, ad invadere l'Ungheria. Non c'è nulla, Venezia faceva i propri interessi, come detto giustamente, e si congratula col sultano per la vittoria nella battaglia di Moax del 1526. Questo fa inalberare Carlo V, si dice, che definì i veneziani dei cani interessati solo alle loro cose, mentre gli altri sappiamo che erano interessati alle cose degli altri. Nel 1537, è già stato detto, vi è il grande Solimano. Solimano non a caso detto il Magnifico, è vero, abbiamo l'Ubriacone e il Feroce, in mezzo abbiamo anche il Magnifico, per il quale peraltro i nostri gioiellieri, i nostri oresi, forgiano la famosa corona di Solimano, che viene fatta proprio a Rialto con gemme preziose e oro per suo ordine, per l'appunto del sultano. Quindi vedete questi rapporti. Paolo Preto calcola peraltro
che nei rapporti veneto-turchi vi siano circa 61 anni di guerra e circa 270, 200, non ricordo, 60 anni di pace, quindi dobbiamo capire che era un vicino scomodo, ma con il quale avevamo strettissimi rapporti, come dirà poi Tommaso. La Prevesa 1538 viene descritta come una grande sconfitta militare, ma non lo è. In realtà la flotta con questo Andrea Doria al comando alla Prevesa cerca di stanare il Barbarossa, il quale era un espertissimo marinaio e uno scaltrissimo stratega, il quale non esce affatto, aspetta che finiscano gli approvvigionamenti della flotta alleata. Quando la flotta alleata gira le spalle per andarsi ad approvvigionare, viene attaccata con una mossa fulminea, ma perde circa 7 unità. Non è una grande sconfitta militare, è un duro colpo sul piano della tenuta dell'alleanza, perché è vero, Andrea Doria si defila, ma Andrea Doria si defila, vedete, non per vigliaccheria e non solo perché effettivamente è armatore. Andrea Doria, anche qui il diritto internazionale, 10 anni prima esatti, 1528, era lui l'artefice della consegna di Genova agli Asburgo, a Carlo V, è proprio lui, perché Genova, noi sappiamo, viene paragonata ancora oggi fino al 1797 nei nostri libri di storia della Repubblica di Venezia, perché effettivamente Napoleone la sopprime definitivamente, ma dal 1380, dopo la pace di Chioggia, Genova non è più uno stato indipendente, si destreggia tra, come dicevano all'epoca, Francia-Spagna purché se magna, no? C'è questo detto anche nel sud Italia. E a un certo punto è proprio Andrea Doria il fautore di una rottura di indugi e di scelta di un dominatore più vantaggioso, che è per l'appunto l'Asburgo. Lo fa abbandonando la flotta francese con la quale stava compiendo operazioni al di fuori del Regno di Napoli, l'abbandona in Asso e si allea con gli Asburgo. Si allea con gli Asburgo e da quel momento i vantaggi commerciali per sé, per la propria città, sono straordinari. Poi non dimentichiamo che i turchi davanti ai turchi c'era un'isola che si chiamava Chio. L'isola di Chio è genovese, lo è ancora genovese, e rimane genovese fino al 1566, quando con un colpo di mano verrà sottratta, senza sparare un colpo, verrà sottratta ai genovesi. Ma l'isola di Chio rappresentava, che è a uno sputo dalla costa anatolica, rappresentava un crogiolo di interessi commerciali straordinari. Era una famosa confraternita genovese detta la Maona. Questa Maona governava l'isola di Chio ed era l'interlocutrice di tutti i traffici non veneziani con i turchi, soprattutto tra genovesi e turchi. Pensate solo questo, pensate che l'arsenale, le artiglierie che si facevano nell'arsenale di Costantinopoli dipendevano dallo stagno inglese, e lo stagno, padroni del commercio dello stagno inglese erano i genovesi, tanto per dire. Quindi Andrea Doria aveva una serie di interessi straordinari per non impegnarsi a fondo, e poi si pensa, ma non è un pensiero malvagio, è una ovvietà, che avesse un ordine preciso dall'imperatore. Ricordiamo le congratulazioni per la sconfitta di Moax, di non impegnarsi più di tanto e di lasciare che i veneziani venissero fiaccati sia nell'aspetto bellico che nell'aspetto della proprietà dei loro territori, tant'è che pochi anni più tardi, sempre durante la stessa guerra, Andrea Doria conquisterà, per esempio, nelle bocche di Cataro, riconquisterà Castelnuovo, e invece di dare ai veneziani, che erano i legittimi possessori dell'area, la consegna agli spagnoli. Cioè, è molto chiara la politica internazionale in questo momento. Facciamo un salto perché non voglio impegnare più tempo di quanto mi è stato concesso. 1565, abbiamo detto, l'assedio di Malta. Ha pensato un piccolo salto indietro per far capire anche come si muoveva Venezia e la sicurezza anche dei rapporti internazionali. Quando Venezia, all'esito di questa guerra di cui parlavamo, scoppiata nel 1537, nel 1540 deve arrivare a Patti, manda un suo ambasciatore, Alvise Badoer. Questo Alvise Badoer ha delle disposizioni precise, che sono quelle di trattare che non sia mai ceduta l'isola di Corfù, che, dimenticavo, nel 1537 subisce un pesantissimo assedio, come lo subiscono Nauplia,
Napoli di Romagna, Nafplio per i greci, come lo subisce Monemvasia, Malvasia, tutti assedi respinti dai veneziani. I turchi devono sempre battere in ritirata. Nonostante questo, alle trattative si sa che fa gola l'isola di Corfù, che è proprio la porta per l'Adriatico, per il Golfo di Venezia. E allora le consegne all'ambasciatore sono: non concedere Corfù, non concedere Napoli di Romagna, ma semmai Malvasia, proprio in ultima possibilità, anzi scusate, non concedere Cattaro e non concedere Corfù, ma semmai Napoli di Romagna e Malvasia, se proprio non fosse stato possibile evitarlo. Quando arriva di fronte al governo turco, Badoer lo trova irremovibile sulla cessione di Nauplia e di Malvasia e rimane spiazzato, cede queste due isole. Poi si scoprirà che l'ambasciatore francese a Venezia, che alcune spie di Valois a Venezia residenti nell'ambasciata avevano corrotto alcuni funzionari e avevano consegnato i dispacci veneti ai turchi, quindi i turchi erano già preparati a questa cedevolezza dei veneziani su queste due piattaforme. Che fa Venezia? La scoperta del 1542, 2 anni dopo la pace. Accerchia l'ambasciata di Francia, entra nell'ambasciata di Francia, arresta le spie e le impicca. Cioè questa era la sicurezza con la quale si muove. La Francia non muove una sola doglianza, consapevole del fatto che la ragione in questo caso stava dalla parte dei veneziani. Già dal 1566, morte di Solimano, nel 65 viene il nuovo Papa Ghisleri, Pio V, nel 67 Selim l'Ubriacone, per l'appunto, molto più dedito ai piaceri del serraglio che alle questioni di politica. Selim conferma i trattati con i veneziani. I veneziani tirano un sospiro di sollievo, ma già nel 66 il Bailo aveva avvisato che i disegni su Cipro erano molto chiari. Vi era un piano per l'invasione di Cipro. E la situazione che l'Ubriacone lascia al proprio governo è la seguente: vi è il vecchio primo ministro, il Gran Visir di Solimano, che è rimasto al suo posto, che è Mehmet Sokollu, il quale è un uomo ormai anziano ed è un uomo di gran buon senso, di gran cultura, che ha sempre avuto rapporti con i veneziani e ha una grande ammirazione per la civiltà veneta. E dall'altra parte però all'improvviso si vede affiancato da quello che era stato l'istitutore di Selim, proprio il suo precettore, Lala Mustafa. Lala vuol dire proprio istitutore. Lala Mustafa viene quindi affiancato a Sokollu nel governo e viene aggiunto anche Piali, che era proprio il grande ammiraglio della flotta. E qui si creerà quella dicotomia nella politica turca che poi porterà alle condizioni dell'assalto all'isola di Cipro, che è la porta per Lepanto, per il quale nel 1569, pensate anche il fascino un po' di questa politica ancora legata alla cultura nomade turca, no? Il sultano convoca un divano, cioè che era la riunione del gabinetto del governo, un divano a cavallo, una battuta di caccia. In questa battuta di caccia affronta esattamente il tema dell'invasione dell'isola di Cipro, sì o no. Sokollu sconsiglia di attaccare i veneziani dicendo che ne verranno molti danni e molti problemi, aveva ragione. Lepanto, che la storia dica, che i turchi dicono noi con Cipro vi abbiamo tagliato un braccio e voi con Lepanto ci avete tagliato la barba, beh insomma, Lepanto è una bella battuta d'arresto per la politica espansionistica turca, che continuerà nel XVII secolo, ma insomma è stata pesantissima per i turchi, quindi aveva ragione anche Sokollu. E invece Lala Mustafa, che era stato messo ai margini del potere, era stato relegato in posizione di secondo ordine, vuole ritornare in auge e vuole essere possibilmente ricordato per il conquistatore di quest'isola che da sempre fa gola. E vado a chiudere sulle questioni appunto di diritto internazionale, perché i turchi vogliono a tutti i costi Cipro. Le ragioni che vengono proposte ai veneziani e al mondo internazionale sono queste. Cipro era l'accusa, era rifugio ai corsari occidentali. Poi Cipro era vicina alla costa anatolica, talmente vicina che era considerata quasi parte integrante dell'impero
ed era un fastidio effettivo per tante ragioni. Pensate che a ogni campagna militare i turchi lasciavano un contingente importante sulla costa anatolica davanti a Cipro perché avevano paura di impegnare tutto l'esercito e tutta la flotta e di essere attaccati dalla piazzaforte di Cipro. Vi era il contrabbando, erano anni di grande carestia e il sultano aveva reagito impedendo la vendita di granaglie, che era stata tradizionale per secoli, agli occidentali, e quindi, come sempre quando vi è una proibizione, fiorisce un grande contrabbando che ha in Cipro la sua base. Cipro è un pericolo per le rotte marittime e commerciali con Alessandria d'Egitto, conquistata, come diceva prima il professor Chiaro, è diventata l'altro polo del grande impero ottomano. Pensate che l'impero ottomano in quel periodo si impegna in una guerra nello Yemen per mantenere lo Yemen anche contro i portoghesi di cui parlava il professor Chiaro, non mai ufficiali, ma i portoghesi ormai erano dei protagonisti principali della navigazione del commercio mondiale, navigavano e imponevano le proprie leggi nel Mar Rosso e quindi gli ottomani devono affrontare questo sforzo. Cipro è sempre un ostacolo, una minaccia per i pellegrini che via mare vanno alla Mecca e a Medina. Dal 1517 del resto l'impero turco si era dichiarato ufficialmente difensore delle città sante dell'Islam. I turchi avevano progettato, pensate un po', di unire il Don e il Volga e di unire il Mar Rosso e il Mediterraneo attraverso quelle grandi opere che poi verranno realizzate solo nel Novecento. Quindi questi grandi progetti nei quali avevano creduto, anche se non verranno mai realizzati, avevano cominciato a investire risorse, vedono ancora una volta come ostacolo questa piccola piazzaforte che è Cipro. Nel 1569 viene catturata una nave su cui viaggia niente meno che il tesoriere dell'impero. Il sultano va su tutte le furie e la nave fa scalo a Cipro. È una nave di pirati che fa scalo a Cipro. Vi era anche non c'era solo soccorso, vi era uno straordinario ruolo degli ebrei in queste situazioni, i quali facevano spesso da cuscinetto, da cinghia di trasmissione tra l'Islam e l'Occidente, perché molti di loro venivano da grandi famiglie che erano state, come noto, espulse dalla Spagna da Isabella e Ferdinando nel 1492, erano portatori di grande cultura e spesso di grandi ricchezze, e spesso l'impero ottomano lasciava grande libertà di culto e di commercio e quindi si trovavano in mano un grande ruolo. C'era un certo Joseph Nassi che discendeva da una famiglia per l'appunto espulsa dalla Spagna, che poi aveva girato prima nel Portogallo, poi ad Anversa, poi a Venezia e poi a Ferrara, e questo Nassi peraltro personalmente era stato bandito da Venezia perché aveva rapito una propria cugina. Si dice che odiasse la Repubblica, in realtà aveva anche degli interessi commerciali molto forti. Cipro, guardate che significava il commercio dello zucchero, del cotone, ma del vin de Cipro, che era veramente un oro per l'epoca, e Nassi commerciava in vino e in botti ed era amico del sultano, compagno di bevute, aveva ottenuto anche un feudo e si dice che avesse personalmente convinto il sultano della bontà di questa impresa. Non mi fraintendete, guardate che non è perché Nassi fosse ebreo, perché per esempio proprio il bailo veneziano Marcantonio Barbaro, quando sarà arrestato alla scoppiare della guerra di Cipro e messo in carcere, riesce a comunicare con il Senato liberamente ancora una volta, proprio perché è un amico ebreo che odia Nassi, che è Solomon Ashkenazi, il quale riesce a far passare a far filtrare i suoi messaggi per la Repubblica. Dico solo che ci sono anche questi soggetti che hanno grande libertà di movimento e che hanno grandi conoscenze. Vado a conclusione. Nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 1569, fatto straordinariamente importante, scoppia un incendio all'Arsenale di Venezia che è devastante più per le conseguenze per l'appunto politiche che per quelle fisiche. Scoppia nei depositi di polvere, quindi
il frastuono e gli effetti sono impressionanti. Si dice che tremino case in tutta Venezia, che addirittura piccole case malconce vadano dirutte, che siano rotti i vetri fino a non si sa dove, si incendia la chiesa di San Francesco della Vigna, la chiesa di Maria Celeste, la Celestia, sparisce un pezzo di Venezia vicino all'Arsenale, ma in realtà la fortuna in questo dalla parte dei veneziani, dal punto di vista militare il danno è minimo perché perdono solo 4 unità in allestimento, tutto il resto rimane integro. Ma nel mondo di allora si diffonde la notizia che Venezia sia in ginocchio, che la capacità militare di Venezia sia finita, che non possa più reagire. Questo convince definitivamente il sultano a lanciare la sua offensiva. E poi, ultima, last but not least, se pensiamo ai tristi tempi che stiamo vivendo, quando la religione purtroppo diventa pretesto per la ferocia degli uomini, l'ultimo ostacolo da superare è che c'è un trattato con Venezia dal 1540 di pace che i veneziani non hanno violato, quindi perfino i Tuti hanno il problema di giustificare questa operazione sul piano del diritto internazionale di fronte all'opinione pubblica mondiale. E allora va dal Gran Mufti, che è la più grande autorità religiosa e il più autorevole interprete del Corano, il sultano, e gli dice: posso io violare su queste ragioni un trattato del 1540? Il Gran Mufti si ricorda che i musulmani, gli arabi però, non gli ottomani, avevano occupato l'isola di Cipro dal VII secolo all'XI secolo. Se voi andate a Cipro ancora oggi, a 6 km da Larnaca, sul lago Salato, c'è una moschea che si chiama, scusate, la Ala Sultan Tekke, che conserva la tomba di Aram. Aram era una allieva diretta di Maometto, del profeta, la quale nel 649 è il seguito dell'invasore di Cipro arabo, cade da cavallo e muore. Beh, sappiate che ancora oggi quella moschea è un luogo di culto e di pellegrinaggio di musulmani di ogni parte del mondo islamico. E quindi per tutte queste ragioni il Gran Mufti dice: combattere l'infedele non è mai una violazione del diritto, ma anzi è la realizzazione della volontà del profeta. E con questa benedizione religiosa il sultano non ha più dubbi e, come sappiamo, il 1° luglio del 1570 una poderosa flotta si presenta all'isola di Cipro. Grazie.